iniziativa bellissima che forse sapete abbiamo già messo in scena una prima volta a fine maggio con i ragazzi del Paese di Alice, e con molto piacere, anche su grande richiesta, replichiamo oggi, che è una giornata, come sapete, speciale. Un progetto molto bello che è durato tutto l'anno, ci ha visto incontrarci più volte e piano piano prendere confidenza su tutti i ragazzi con questi spazi. Per noi è stata un'esperienza bellissima di condivisione e anche una possibilità di vedere anche noi questo museo, i suoi reperti, le storie che racconta, con occhi un po' diversi da quelli con cui li vediamo di solito, con l'occhio appunto degli archeologi. Non rubo tempo alla rappresentazione perché i ragazzi tanto aspettano, sono trepidanti, però voglio, oltre che ringraziare voi, ringraziare lo staff del Paese di Alice. Lascio la parola un attimo a Alice che racconta un attimo per chi, esatto, per chi non conosce questa realtà, di cosa si tratta, che bellissimo lavoro fate, e poi diamo subito inizio allo spettacolo. Vabbè, parto con il dirvi che è una coincidenza. Mi chiamo Alice, ma faccio parte di questo paese proprio. Non sei quella Alice? Non sono l'Alice del paese, perché l'Alice del paese lo sono i ragazzi. Quindi oggi avrete modo di conoscere la compagnia La Felice, che fa parte proprio dell'associazione Il Paese di Alice. Il Paese di Alice è nato grazie a dei genitori che avevano voglia che i loro figli occupassero il loro tempo libero. Da lì è cresciuta, perché in realtà i progetti sono sempre più ampi. I ragazzi fanno, oltre che occupare il loro tempo libero, lavorano anche. Gli ultimi progetti bellissimi che hanno avviato sono delle carte da leggere e non solo, cucinano anche, quindi adesso c'è questo Mani in Pasta dove fanno pandori, panettoni. Mi sento di dirvi che l'associazione ha due azioni secondo me belle e importanti che fanno i ragazzi, che fanno i volontari, che fanno i genitori, e le azioni sono accogliere e donare. E questo speriamo che lo possano fare tutte le persone, no? Questo è quello che si spera che sia il mondo: accogliere gli altri e donare agli altri. Nel donare vi dico, le carte che i ragazzi hanno fatto le troverete all'entrata, quindi se avete piacere di acquistarle lo potete fare, e se a Natale volete mangiare bene un buon panettone o un buon pandoro, sul sito dell'associazione potete trovare tutti i numeri utili per poter anche prenotare un buon panettone e un buon pandoro. Quindi buon Natale e grazie di essere venuti oggi. Sì, allora adesso passiamo la parola alla Maria, che è lei che adesso fa un po' la regista, ha seguito i ragazzi, vi presenta insieme a Daniela, scusate, un po' di capo, e ci spiega un attimo cosa ci aspetta. Sì. Allora, è uno spettacolo itinerante, inizio subito con darvi delle indicazioni. Allora, vedrete lo scotch per terra che è il limite del pubblico. Fino a quel limite, fino a quel punto non si può andare, ci sarà la scena, quindi rispettiamo. All'inizio dovrete seguire l'uomo preistorico e dopo la prima scena seguirete il fuoco, ma è molto intuitivo e evidente. Seguirete il fuoco che vi porterà nel museo attraverso le varie scene. Questo spettacolo, gli spettacoli nei musei girano da 2 anni. Girano da 2 anni. Nasce come un'idea di integrazione nello spazio con questi ragazzi. Proprio oggi siamo felicissimi di fare questo spettacolo, proprio oggi che è la giornata della disabilità, per poter interpretare l'umanità, poterla raccontare a tutti, da tutti, e siamo molto felici, ecco. Possono applaudire tra le scene. Scusate, lei deve fare la presentazione senza voce, quindi io faccio anche da voce. Ecco, vi ringraziamo e buono spettacolo, buona visione e a dopo. Ci mettiamo in fila? Le ragazze adesso passeranno da qua, quindi potete metterci vicino.
Bacche, tu cosa hai mangiato? Io, uno scoiattolo. Io castori, me. Io rane, ne ho mangiate così tante che ho mal di pancia. Sono stufati di mangiare bacche. Ma che dici? Ti è venuta la lingua blu? Anch'io ho mangiato solo bacche. Sentite troppo male. Ah, ecco cos'erano quelle foglie marroni laggiù. Wow. Sono stufa di mangiare bacche e castori. Allora che mangiamo se non questa Ma roba? no, osso! Se... Come lo prendiamo? È troppo grande. È troppo veloce. Allora usiamo qualcosa per colpirlo con il teschio di uno scoiattolo. No. Potresti correre dietro e tu? Io? Mm-mm. No, voi non avete capito. Io ci ho già provato a prendere l'orso e vi devo ricordare com'è finita. Ah, finita finita male. È finita male. Sempre bravi voi a cacciare gli orsi. A parole! La principessa non vuole essere toccata? Cosa hai detto? Oh no, cominciano a litigare. La pietra, perché non ci avevamo pensato subito? Usiamo la pietra per colpire l'orso. Chi vuole provare? Te? No, se vuoi provare tu? Sì. Paola! Ma no, io ho già dato, no. Paola! Nanna forse, no. Paola! No. Ma Paola, dai, Paola! Nanna. E va bene. Per questa volta, però... Va giù! Andiamo a vedere se è ancora vivo. Vivo? Deve essere morto, stecchito, non vivo. Sei sicura? Andiamo a vederlo. Beh, vai. Aiuto! È andato? Sì, per fortuna. Voi non mi fregate più, eh? Basta orsi, io continuo a mangiare le mie rane. E io mi contenterò le mie bacche. E io i miei castori maledette. Dio! Beh, c'era un'altra idea. Già.
questi fiori sono venuti sulla nostra capanna. No? E ora dove che li metto? Ai fiori pensi? Ma non vedi che stiamo lavorando e facendo fatica per raccogliere la legna per sopravvivere? Amalo o fumo. Mi pesci. Siamo arrivati. Quanti ne hai presi tu? Tanti. Adesso dobbiamo pulirli. Cosa ti avete portato? Abbiamo portato trote, storioni, sardine, abbiamo fatto una fatica. Ce ne vuole qua vicino. Qua vicino. Abbiamo camminato mezza giornata per arrivarci. Quanto è mezza giornata? Intanto. I pesci strappavano dove volevano, abbiamo fatto una fatica a pescarli. Ragazzi, vi ho portato l'acqua. Piano, andate piano. Piano, piano, piano. Andate piano. E adesso io che cosa devo? Sei matto, ti ho messo mezza giornata per non prenderla. Sono stanca, vacci te. Ecco, un po' stanco. Ho lavato troppo ieri. Ma ti è buttata acqua? Hai lavorato troppo. Io ho lavorato troppo, sono stanca, vacci tu. Io? Non so voglia, vai tu. Se non va nessuno, cosa beviamo? Perché ti sei spostato? Perché è bagnato. È bagnato. Sì. È vero, se ci fosse l'acqua, Acqua nella terra. Scaviamo. scaviamo. Chi siete voi? Uomini preistorici! E cosa fate nella vita? Usiamo i muscoli! Io. E poi? Facciamo fatica! Fatica! Non fatica! Fatica!
Dai. Dai. Provaci tu. Ah! Go! Non ce la fa! Non ce la fa! Non ce la fa! E quando i muscoli non bastano? Troviamo nuovi strumenti! Uomini preistorici! E voi donne? Anche noi siamo forti! Tutta la nostra vita, la vita dell'uomo, è caratterizzata dalla continua ricerca e invenzione di strumenti che migliorino la nostra vita, che ci facciano fare meno fatica. Non è così anche oggi? In questo senso, il nostro passato non è così passato. Chissà cosa vi inventerete nel futuro.
creatrice di ogni essere umano. Tu che plasmi la vita sempre nuova, sempre fresca, con piccole variazioni che ci rendono unici. Fuoco, inizio e fine. I campi bruciano. Il carro brucia. Fuoco, inizio e fine. Le fiamme si alzano
lentamente. Il fuoco brucia. Il fuoco, inizio e fine. Il fuoco mescola tutto e lo fa diventare fumo. Il fumo si alza. Il fuoco, inizio e fine. Tutto si innalza. Oggi il cielo si tinge di grigio. Oggi brucia anche la nostra tristezza. Il fuoco, Il fuoco, inizio inizio e e fine. fine. Il fuoco, Il fuoco, inizio inizio e e fine. fine. Il Il fuoco, fuoco, inizio e fine. Il il fuoco, fuoco, inizio e e fine. fine. Il Il fuoco, fuoco, inizio e fine. fine. Il Il fuoco, fuoco, inizio e e fine. fine. Il Il fuoco, fuoco, inizio inizio e e fine. fine. Il Il fuoco, fuoco, inizio inizio e e fine. fine. Il fuoco, inizio e fine. Il Il fuoco, fuoco, inizio e e fine. fine. Il fuoco, inizio e fine. Il fuoco, Il fuoco. Il fuoco, Il fuoco. Il fuoco, fine. 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 fine.
Alberto. Paola. Michael. Francesco. Fabio. Simone. Alice. Anna. Federico. Michele. Dietro le quinte ad aiutarci con i costumi, Gandhi. Roberto. Daniela Buscato e Marina Presoloni. Grazie mille, grazie a tutti. Ringraziamo anche il museo che ci ha ospitato e ci ha invitati. E buona continuazione e buona giornata. Se qualcuno ha qualche domanda da farci, siamo qui a disposizione. Grazie. E mi inserisco solo per ringraziarvi di nuovo, bravissimi, bravissimi, e per tutti i visitatori, gli spettatori, se avete piacere di fermarvi in museo, vedere più con calma quello che avete visto passando, naturalmente siete i benvenuti. Ogni scena che loro hanno messo appunto in scena era collegata un po' a dei reperti, dei pezzi, delle cose che erano proprio dietro le loro spalle, quindi ridate un'occhiata e come dicevano loro, se avete domande anche per noi dello staff e curiosità, siamo a vostra disposizione.